Sono venuta a conoscenza del furto avvenuto ieri pomeriggio in un borgo di Cividale piuttosto anche densamente popolato. Questo ovviamente turba perché sapere che entrano nelle nostre famiglie, nelle nostre abitazioni, creando anche disastri all'interno delle stesse, ci ha un po' preoccupato ed allarmato. Inizia così il sindaco di Cividale del Friuli Daniela Bernardi analizzando l'ultima triste notizia di cronaca che ha visto sfortunata protagonista la sua comunità. Nel pomeriggio di lunedì 9 dicembre, infatti, tra le ore 17 e le ore 19 circa, è stato messo a segno un furto clamoroso per dimensioni del bottino. Ignoti si sono introdotti all'interno di un'abitazione spaccando una finestra e una volta dentro i malviventi hanno utilizzato una flex per aprire una cassaforte a muro rubando l'intero contenuto, 93.000 euro circa in contanti e altri gioielli e monili in oro che portano il valore ad una somma superiore ai 100.000 euro. Il padrone di casa, un uomo di 63 anni, una volta scoperto il furto ha immediatamente contattato le forze dell'ordine per raccontare quanto accaduto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Cividale che ora stanno indagando. Si sta procedendo con le indagini del caso, difatti i carabinieri si sono recati presso la nostra centrale operativa per poter vedere se attraverso i video e attraverso i filmati possono rintracciare. Noi siamo comunque attenti, ci interfacciamo con tutte le forze dell'ordine e nel momento in cui vi è la necessità cerchiamo anche di intervenire tempestivamente. Questa volta la comunicazione è arrivata in un momento successivo, pertanto speriamo, confidiamo nelle forze dell'ordine per poter rintracciare coloro i quali hanno fatto questo gesto e magari almeno poter recuperare quanto è stato rubato.